Benvenuti, oggi è martedì 3 dicembre 2024. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 16:42. La luna si leva alle 9:14 e cala alle 18:19. Oggi si celebra San Francesco Saverio. Il nome Francesco è di provenienza germanica e significa appartenente al popolo dei Franchi, mentre Saverio deriva dal basco Javier, che vuol dire casa nuova. Il 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. La giornata viene proclamata nel 1981 e dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite, nel 2006 viene adottata la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità per ribadire i principi di uguaglianza e partecipazione alla sfera sociale, politica ed economica, al fine di garantire pari opportunità e assenza di discriminazioni. Anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile pone l'attenzione su questo tema, mirando ad un rafforzamento dei servizi sanitari nazionali. Buon compleanno all'attrice Julianne Moore, che compie 64 anni. Diventa famosa nella seconda metà degli anni 90 con interpretazioni in film come Boogie Nights, Magnolia e The Hours. Nel 2014 vince il premio Oscar per il film Still Alive. La sua dedizione all'attivismo sociale su questioni come i diritti LGBT+ e la lotta contro l'AIDS la rendono una voce influente al di là del mondo del cinema. Spegne oggi 39 candeline anche l'attrice Amanda Seyfried. Nel 2004 debutta nel cinema con la commedia adolescenziale Mean Girls. Poi si reca a Verona per girare Letters to Juliet, uscito nel 2010, e nello stesso anno recita nel film Dear John, tratto dal libro di successo di Nicholas Sparks. Oggi facciamo gli auguri al leggendario cantautore Ozzy Osbourne, che festeggia 76 anni. È una stella internazionale della musica heavy metal, noto per aver venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha raggiunto l'apice della fama come frontman dei Black Sabbath e ha continuato a sfondare da solista. Un semplice augurio di Natale, Merry Christmas, è il contenuto del primo SMS inviato nella storia, il 3 dicembre del 1992. Negli stessi anni si diffonde la consuetudine di utilizzare il termine SMS, dall'acronimo Short Message Service. Secondo uno studio, nel 2020 si è raggiunta la media di 100 miliardi di messaggi inviati ogni giorno. Ma sapete cosa sono le smart road? Stiamo parlando delle strade intelligenti, dotate di sensori e di dispositivi in grado di rilevare la presenza di pericoli e di segnalarli in anticipo all'autovettura. Queste tecnologie permetterebbero di far risparmiare circa 1,5 tonnellate di CO2 per ogni ora di circolazione in circa 10 km di percorso. Buongiorno ai 12, oggi una serie razionale Luna in Capricorno tenterà di mettere a proprio agio in maniera oggettiva i 12 segni zodiacali, vediamo se ci riesce. Ariete, con voi non ci riesce proprio perché è una luna di quadratura e deve assolutamente osservare un po' i tempi e i ritmi a cui dovete sottostare, anche se per adesso andate come un treno, quindi oggi avrete la sensazione di sentirvi come delle tigri in gabbia perché il vostro tempo e la vostra capacità d'azione non corrisponde a quella degli altri. Toro, ottime notizie per voi visto che la luna oggi diventa amica, diventa forte è assolutamente foriera di tante novità che riguardano viaggi estero, è qualcosa che arriva da lontano, novità, riabbracciare un vecchio amico che non si vedeva da tempo, oggi sarà una gioia.
Gemelli, la giornata di oggi prevede la buona notizia che la Luna ha smesso di farvi dispetti, quindi almeno l'umore ritorna un po' più stabile e controllato. Rimangono le opposizioni al Sole e a Mercurio, un po' di stanchezza fisica e mentale, ma ottimo periodo per osservare gli altri in maniera attenta e acuta. Cancro, la giornata oggi parte in una maniera un po' complessa quando la Luna, il vostro astro, si trova in Capricorno e quindi opposta a voi. Non è proprio una delle giornate più semplici che lo zodiaco prevede per voi, quindi cercate assolutamente di essere un pochino più bilanciati, di essere un po' più clementi con il partner e soprattutto di non essere permalosi o prendervela per qualcosa che vi dirà. Leone, giornata oggi abbastanza interessante, poiché movimenti planetari decretano comunque che avrete un'ottima riuscita nelle cose pratiche, nelle piccole faccende quotidiane, e sistemare un po' delle carte o qualche procedura sarà comunque fondamentale per voi che pensate sempre in garante, ma oggi vi dovrete dedicare alle cose piccole. Vergine, giornata oggi con una luna molto amica che sembra dissipare un po' i dubbi e le incertezze di ieri. Oggi è una giornata piena di solidità razionale, pratica, affettiva, lavorativa, ma soprattutto è una luna di ideale quinta casa, quindi dedicatevi all'amore e gioite delle sue gioie. Bilancia, giornata oggi in cui la Luna comincia a quadrare, quindi non solo Venere, il vostro pianeta, vi tradisce in Capricorno, ma la Luna vi fa pensare che forse su una persona avete commesso qualche piccolo errore di valutazione. Notizie da casa, c'è bisogno di voi. Scorpione, giornata che vede una luna di nuovo amica, di nuovo comunicativa, vi aprite di nuovo al mondo e riuscite comunque a dialogare. Ottime notizie anche per quello che riguarda il fronte delle risposte, delle mail e dei messaggi che potrebbero portarvi un nulla osta molto interessante. Sagittario, giornata oggi che prevede la luna di seconda casa, una luna quindi che parla alle vostre finanze, alle carte che avete a disposizione da giocare bene, soprattutto in questo bailam di affari e di ipotesi di poter migliorare un po' la condizione lavorativa, ma anche quella logistica e domestica. Capricorno, luna oggi ospite nei vostri gradi. La luna non è uno dei vostri pianeti preferiti sicuramente, ma è quello che assieme a Venere nel segno vi addolciscono più di tutti, quindi oggi è una giornata morbida da dedicare alla famiglia e soprattutto alla spensieratezza dei sogni che vi solleticano stranamente un po' per adesso. Acquario, giornata oggi molto interessante, la luna sembra sussurrarvi all'orecchio delle notizie, delle intuizioni, delle prospettive future, perché per voi è irresistibile pensare così, su quello che accadrà rispetto a delle decisioni che presto prenderete. Pesci, giornata oggi che vede una luna amica e parla proprio di amicizia e di sostegno e di complicità amicale, lavoro di sinergico e di squadra che vi porterà comunque a essere veramente molto soddisfatti del tutto. Il 3 dicembre 1967 il chirurgo sudafricano Christiaan Barnard effettua il primo trapianto di cuore su un essere umano. A Città del Capo un 55enne riceve il cuore di una giovane donna vittima di un incidente stradale. Il trapianto va a buon fine, ma l'uomo vivrà soltanto 17 giorni a causa del rigetto verso l'organo estraneo. Il primo trapianto cardiaco in Italia viene effettuato nel 1985. Se riesci a scappare da un pericolo, anche metaforico, per il rotto della cuffia, in inglese scappi by the skin of your teeth, letteralmente per la pelle dei denti. Anche se questa traduzione può sembrare strana, riflettendoci meglio corrisponde al nostro modo di dire per un pelo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il re di Francia Carlo VI di Valois.
Ereditato il trono all'età di 11 anni, manifestò presto i suoi disturbi, aggressività, amnesie e manie persecutorie. Credeva infatti che l'intera famiglia attentasse alla sua vita. Nessuno osò spodestarlo, tanto era amato dai suoi sudditi. Convinto di essere fragile, indossava corsetti e si avvolgeva in coperte per evitare di frantumarsi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Arrendersi non significa sempre essere deboli, a volte significa essere forti abbastanza da lasciar perdere. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani e mi raccomando, vi aspetto sempre qui su questi schermi. Buona giornata dalla vostra Martina.